gente di mio padre, i suoi fratelli, le sue sorelle, gente molto coraggiosa, una razza di un coraggio inflessibile, freddo, proprio un coraggio. Non conoscevano la paura. Mia madre, le sue sorelle e i suoi fratelli se la facevano addosso, non pure la loro ombra. Perché? Perché erano nati in quei paesi là, scantati. Mia zia, a Zaninnina, la prima sorella di mia madre più grande, no? L'hanno dovuta, a 15 anni l'hanno chiusa dentro casa, e per farla, i genitori, e per farla uscire la tramutavano da vecchia, ci mettevano abiti, perché, questo mi raccontava mia madre, se mia fiusi ci piaceva, se la prendevano e basta, con la forza. Questo succedeva nel paese di mia madre, San Giuseppiato. Se la prendevano con la forza, è successo. Il padre di mia madre erano mezze burgisi. Perché? Perché teneva una capra dentro casa, una casa e la capra dentro casa e un pezzetto di terra, e quindi stava meglio di mio nonno paterno, che quello non teneva proprio niente. E malgrado che stavano un po' meglio, se ne sono andati perché c'erano questi problemi, così non si poteva vivere, insomma, con questa mafia che... Zio Cicco, ma lui si chiamava Francesco di Chiara, e una delle ragioni per le quali Luzzu Cicco lasciò la Sicilia, perché lui non volle fare il militare. La mia bisnonna di Comiso è una storia un po' particolare, perché lei era a 20 anni, credo, era già vedova, a 22 anni, una cosa di questo genere, e conobbe il mio bisnonno. Stava all'università a Palermo che studiava giurisprudenza. Ha visto sta ragazza, sta vedova, e lui si innamora di lei, appunto che la vuole sposare. Il padre era contrario, perché lei era vedova e per di più faceva la lavandaia, non è che veniva da una famiglia facoltosa. E a quel punto mio nonno scappa di casa. Fanno la fuitina e il mio trisnonno chiude tutti i rapporti con lui, nessuno va al matrimonio, insomma nessuno... e un anno circa dopo, nel 1889, nasce mio nonno Giuseppe e inizia a lavorare nei campi per mantenere la famiglia. Quando mio nonno Giuseppe ha circa 4 anni, il padre muore, che si ammala di malaria, e a quel punto lei non sa più che fare, questa mia bisnonna, perché è già la seconda volta che è vedova. E c'ha pure 3 figli da campare e in Sicilia non è che tutto sto lavoro. Lei la fortuna sua è che aveva dei fratelli che erano andati in Tunisia e con cui regolarmente si sentivano, si scrivevano, eccetera. E per cui si trasferisce da loro e lavora lì nell'azienda insieme a loro, insomma vive con loro. La famiglia Ciaccio è nata d'origine siciliana, a Sciacca, provincia di Agrigento. Mio nonno aveva dei beni, la mafia cominciato a mandare delle lettere che volevano dei soldi, taglieggiavano, e lui ha resistito fino a un certo punto. Poi un giorno, mentre che pioveva, sotto un ponte c'erano 2 cavalli con 2 signori con dei cappelli, insomma, e lui doveva passare sotto questo ponte, e dalla forte paura in 2 o 3 mesi circa è morto. Un uomo di 1,90 m, 2 metri, stava bene e tutto. Quando hanno visto così, hanno fatto una riunione di famiglia. Che dobbiamo fare? Dice qua, o paghiamo il pizzo o dobbiamo andare via. Praticamente nel 1925 hanno deciso di andare in Tunisia, perché
hanno deciso di andare in Tunisia? Perché c'erano la famiglia della parte di mia moglie, che erano mezzo imparentate, perché ormai erano tutti parenti, si conoscevano, era la quarta generazione che stavano qui. Così hanno deciso, perché stavano bene, si sono comprati una barca, tutti i familiari, una barca grande, si sono perfino portati il cane e sono andati all'avventura. C'era un ambiente siciliano, sono andati armati con le pistole, si credeva chissà cosa, invece là era tutto tranquillo. Mon grand-père paternel était d'Alcamo et sa famille était partie en Argentine. Et ensuite, il voulait se marier avec une jeune fille qu'il avait rencontrée plus jeune. Donc il est revenu d'Argentine en Sicile pour se marier avec une personne de son village, à Alcamo. Et ensuite, les parents de cette femme n'ont pas voulu qu'il retourne en Argentine parce que c'était trop loin. Et donc il est parti vivre en Tunisie, où là il a pu exercer sa profession. Voilà, donc ça c'est du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est au contraire, c'est une famille qui venait de Termini-Mérèze, c'était des marins. Et là, ils ont décidé d'aller en Tunisie parce qu'ils gagnaient mieux leur vie, ils pouvaient vivre de façon économique mieux. Et donc, mon grand-père maternel, lui, est né en Tunisie. C'est la différence avec mon grand-père paternel. Sì, nonno Giuseppe, che io ho vaghi ricordi di questo nonno, lui andò via dalla Sicilia per ragioni, diciamo così, legate al fatto che si fottiva le mandrie di pecore, di montoni, e fu costretto a lasciare Roccapalumba, e anche lui andò non proprio al Kef, lì in una località vicina al Kef che si chiama Oued Meleg. Dopodiché nonno Giuseppe, rincorso e ricercato, pensò bene di abbandonare la famiglia e di andarsene dal suo compare a New Orleans. Viennent de Gela, qui s'appelait à l'époque Terranova. Et donc, mon aïeul était un paysan qui a assisté à la réunification italienne, où il était partisan de Garibaldi, qui avait demandé de se battre pour lui en échange de terre. Ce monsieur Garibaldi qui a dit « Si vous venez combattre pour moi, vous aurez un morceau de l'Italie qu'on retirera aux riches pour donner aux pauvres. » Et donc, il y a cru comme des milliers d'autres personnes. Et mon arrière-arrière-arrière-grand-père, mais à la fin de l'histoire, ça n'a pas été ça, puisqu'on n'a rien donné à personne. En fait, ceux qui étaient puissants sont restés puissants, et les pauvres, ils sont restés encore plus pauvres, parce qu'on avait retiré encore plus que ce qu'ils possédaient. Donc c'était vraiment la famine. Et là, il y a eu des révoltes de paysans qui ont réclamé leur dû. Malheureusement, comme toute promesse, il n'y a pas eu de terre. Donc il fallait vivre, puisqu'on n'avait plus de terre, on n'avait plus rien, il fallait vivre. Ah. Et à ce moment-là, il a changé de métier, il est devenu pilleur de diligence. Alors et malheureusement, ça n'a pas été toujours une réussite, parce que il arrivait ce qui devait arriver. Un jour, il a été pris en flagrant délit de pillage, et il a été condamné
il a été mis en prison, il était condamné, il a échappé de peu au bagne. Et une fois qu'il en est ressorti, eh ben, il s'est dit, il faut quand même continuer. Et c'est là qu'il a voulu partir en Tunisie. Questo mio zio ha fatto la guerra a 15-18. Mio nonno e mia nonna non avere notizie di sto figlio, e dopo un po' però hanno avuto notizie tra la posta, tramite la Croce Rossa, ci è arrivato che era prigioniero in Germania. E poi è tornato, insomma, dalla prigionia, e siccome loro avevano bestie, mula, la capretta, e la portava a beverà, una robetta così, insomma. Allora, quando lui abbeverava sta capretta e sti muli, venivano i mafiusa, mi facevano mettere a testa, allora c'era l'abbigeato a quei tempi, gli mettevano la testa asciutta e ci futtivano le bestie, insomma, ci rubavano. E lui... Allora ci ha acchiappato il padre e ci ha detto: guarda, io mi sono fatto 3 anni di guerra, ma un fuoco fece la guerra, ci diceva il padre. Però la fanteria così, vivo perché sei vivo, perché le pallotte ti fischiavano di qua e di là, la sorte volle che non ti picchiavano, che non ti pigliavano, ma erano così, proprio. Ha detto: io ho fatto 3 anni di guerra e devo sopportare ancora questa gente qui. Guarda, io reagisco, li ammazzo, so che mi ammazzeranno, ma io li ammazzo. Allora il padre ha visto questo, ha detto: senti, vediamo un po', insomma, e hanno optato per farlo andare in America.